Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici di Gold 78, canale 78 del Digitale Terrestre, ben ritrovati con il consueto programma del pomeriggio tra le 14.30 e le 15.30, tra un caffè e un digestivo per parlare di calcio e non solo. Il lunedì, come tutti ben sanno, riflettori puntati sulla domenica sportiva, soprattutto quella siciliana, e per l'occasione ho un ospite graditissimo che ritrovo già qui all'interno del marchio Penalty, il nostro Alessandro Settineri. Ciao Alessandro, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. È stata una stagione abbastanza travagliata tra Lega Pro, tra Serie D, l'eccellenza, sappiamo benissimo che cosa è successo, insomma hai seguito un po' tutto sotto questo punto di vista. Sì, ho seguito abbastanza, in modo anche diretto, tanta Lega Pro. Purtroppo i problemi che prima avvinghiavano i dilettanti pian piano stanno coinvolgendo anche i professionisti. Purtroppo alcune società anche in modo abbastanza pesante. Insomma, non è solo la vedi un situazione... grande futuro allora, Alessandro? No, il discorso è che secondo me nell'immediato bisogna trovare una soluzione anche alla Lega Pro per evitare situazioni riguardanti ovviamente non l'aspetto tecnico ma l'aspetto prettamente amministrativo, dirigenziale, perché non puoi permetterti una Lega Pro come quella che ha affrontato con quest'anno 60 il Catania. Squadre, impensabile. Ma più che altro guarda tutti e tre i gironi e guarda quanti punti di penalizzazione le squadre hanno. Impressionante, sì. Questi punti di penalizzazione sono tutti o per versamenti non effettuati o per stipendi, cioè, quindi è un discorso... La tua analisi è perfetta. Tra l'altro questo grande problema nasce anche adesso in maniera abbastanza decisa nel campo dilettantistico, soprattutto siciliano. Quante società quest'anno hanno iniziato, alcune non hanno neanche chiuso la stagione. Ma non riguarda solo i dilettanti, perché anche l'Agragas ha fatto tanta fatica. No, diciamo pure che è quasi fallita il tutto. Hanno fatto un'opera di salvataggio cercando di fare più minutaggio possibile, perché comunque la Lega con i giovani di serie ti dà un tot a minutaggio, e quindi hanno cercato di ovviare a questo grande problema economico. Certo. Ma riguarda anche le categorie a scendere, ha colpito in modo devastante sicuramente. Beh, d'altra parte l'eccellenza che è stata mai come quest'anno molto frastagliata. Anche vero. Allora, diamo subito i contatti per parlare con noi di Penalty Play. Abbiamo come al solito la linea WhatsApp 328 5358 101 e il nostro chiaramente indirizzo email per inviare le vostre missive, format tvpenaltyplay@tiscali.it. Vi ricordiamo anche che siamo in diretta live sulla pagina di Penalty Live, potete seguire chiaramente in diretta in tutto il mondo, oltre che naturalmente su Gold 78, canale 78 del Digitale Terrestre. Allora, iniziamo subito a parlare di Lega Pro, perché il lunedì chiaramente abbiamo anche un resoconto. Si sono già disputati gli incontri di andata della prima fase nazionale,
qualche risultato a sorpresa, il Cosenza che batte il Trapani 2-1, non so se è una sorpresa, questo poi sarai tu stesso a dirmelo, l'Alessandria che batte invece il Ferrapi Salò per 3-2, pareggia la Juve Stabia 0-0, 2-1 per il Piacenza contro la San Benedettese ed infine la Viterbese che batte il Pisa 1-0. Qualche risultato un po' a sorpresa c'è comunque, no? C'è lo stesso Pisa che perde a Viterbo e probabilmente anche il passo falso della Juve Stabia. Pisa spende tanto. San Benedetto, il direttore è un mio carissimo amico, quest'anno stavo andando là poi per scelte mie, ho ovviato ad altro, però hanno perso a Piacenza. Hanno il ritorno, per cui sicuramente cercheranno di fare bene. La Juve Stabia di Caserta la Juve Stabia ha può giocato soffrire fuori casa, no? Ha giocato bene, non ottenendo forse un risultato maggiore. Sarà dura vincere a Reggio, Emilia. Vabbè, ma sono partite in cui di dentro fuori, quindi anche l'1-1 tutto sommato è un risultato sì non del tutto gratificante, ma sicuramente rimediabile. Reggiana che comunque è una delle candidate quantomeno a giocarsi le semifinali. Ma sì, ma anche l'Alessandria fuori casa è stata attrezzata per fare un buon campionato e non mi stupisce per niente il Cosenza. Non ti stupisce? L'avevo detto in altra sede che anche se inizialmente avevano stentato, erano degli organici di categoria che comunque avrebbero messo in difficoltà tutti, e nella seconda parte di stagione Cosenza hanno messo in difficoltà tutti, Cosenza e Casertana hanno fatto bene. Dico, il Trapani ha tutti i mezzi, certo, per poter recuperare certo, in casa e glielo auguro fortemente. Assolutamente. Sentiamo la voce di Alessandro Calori, proprio il mister del Trapani, dopo questa sconfitta che non pregiudica nulla, però è anche vero che in casa sarà molto dura. Gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, siamo riusciti a fare qualcosa in più di pressione, quello che si è lavorato su questo. Poi c'è stato un po' di nervosismo, di attesa. La cosa che noi è tutto l'anno che giochiamo, generalmente proprio giochiamo da squadra, e questa cosa qui un po' mi ha fatto riflettere, e quindi ho visto che poi sono sbloccati un po' tutti, ripeto, l'ultimo tratto della partita, questo non va bene, però ancora è tutto in discussione, questo con il gol, il 2-1 ancora tutto da giocare, e magari l'ultima partita può essere quella che può racchiudere un po' tutto, no? Di questo, con questo Cosenza-Trapani, questo incontro Cosenza-Trapani, perché questa telenovela veramente sta diventando una telenovela, quindi credo che come tre ragazzi di prepararci bene in questa partita di ritorno, molto bene, molto. Bisogna essere diversi da quello che siamo stati anche stasera. Non siamo entrati nella partita perché non l'avevamo preparata d'attesa, anzi, siamo andati a prendere alti, solo che, visto il ritmo di più di qualcuno, era un pochino più diverso. Dopo, quando abbiamo avuto le prime occasioni, poi ci siamo impauriti e questo ha fatto sì che non siamo diventati aggressivi. Però io, come dico sempre ai ragazzi, ricordiamoci che l'unica cosa che serve è avere coraggio, e questo coraggio stasera non l'abbiamo avuto, è una cosa che mi fa veramente pensare. Però poi ora, ripeto, il 2-1 ci dà la possibilità di coglierlo un'altra volta come suggerimento. Adesso bisogna essere bravi, la prossima partita non possiamo sbagliare assolutamente l'atteggiamento, il modo di essere. A livello tattico non credo che ci hanno messo il gol, sono venuti su rimpalli i 2 gol che hanno fatto stasera, però ha avuto occasioni. Noi siamo stati bassi, non so, questa squadra qui non siamo mai stati aggressivi, a parte la partita in casa a Trapani dove sì, abbiamo perso, ma abbiamo perlomeno creato tantissime occasioni da gol. Invece in queste 2 partite non l'abbiamo fatto, l'altra per un motivo, questa per un altro, però adesso bisogna assolutamente interpretarla in maniera diversa. Alessandro Calori mi sembra molto determinato, caro Alessandro Settineri, pertanto credo che sarà sicuramente dura, però se la giocheranno.
Il Trapani è una compagine, è stata allestita per fare il salto di qualità, l'ha dimostrato durante l'anno, ha avuto qualche passaggio a vuoto negli ultimi frangenti, però ha tutte le potenzialità e le capacità per passare il turno sicuramente. Quale potrebbe essere la marcia in più per battere questo Cosenza? Perché dietro è messo bene, rischia di fare un bunker proprio a Trapani? Ma è il gioco e la determinazione per esempio che ha mostrato a Catania, una squadra che aveva un'idea, un'impronta, dei movimenti ben codificati, per cui tutto dipende da quanto reggerà il Cosenza. E allora, sai, Occhio però alle ripartenze, no? Di un Cosenza che potrebbe con la ripartenza creare qualche problema. L'aspetto mentale fa tanto, credo che il Trapani debba avere quella determinazione ma anche quella pazienza di trovare il momento giusto. Tutto potrebbe passare dall'essere impossibile a essere una Insomma, passeggiata. sarà una partita da non perdere perché sicuramente si vedrà molta intensità. Sentiamo le parole di due giocatori del Trapani dopo la sconfitta di Cosenza, sono Steffè e Polidori, e poi dopo incominciamo anche a parlare un po' del Catania che si appresta poi ad entrare in scena tra qualche giorno. La partita di sicuro non sarà stata la nostra miglior partita e di sicuro abbiamo sofferto anche oggi questa squadra qui, però adesso abbiamo 2 giorni per recuperare, per preparare al meglio quella di mercoledì, che sarà la nostra partita della vita, perché è così, non c'è niente da dire. E oltre a giocare con tutte le forze che avremo, dovremo giocare solamente col cuore, sia nostro, anche per i nostri tifosi, per la città, perché è l'unica cosa che potremo fare. Saperlo penso sarebbe la roba più bella che c'è, però il discorso è che sì, nel senso qualche problema c'è, ma il gruppo è unito, lo spogliatoio è compatto e tutti comunque sappiamo qual è il nostro obiettivo e andiamo tutti verso la stessa direzione, quindi problemi in sé non ci sono. Purtroppo soffriamo questa squadra e dobbiamo trovare un modo per vincere questa partita, che sarà la quinta e che però alla fine è la più importante, perché le altre ormai in parte non si ricorda più nessuno, perché alla fine vincendo mercoledì passi il turno. Quindi alla fine dei conti dobbiamo alzare la testa, pensare a mercoledì e basta, non c'è altro. È vero che abbiamo perso 4 partite contro il Cosenza, ma la più importante è mercoledì, poi queste qua se le dimenticano tutti. Noi dobbiamo pensare a quella lì di mercoledì, da domani li studieremo ancora meglio e cerchiamo di dare del nostro meglio per cercarla di portarla a casa questa vittoria, perché stiamo lavorando da tanto, io da 6 mesi, i ragazzi da 1 anno per cercare di raggiungere quell'obiettivo molto difficile, perché la Serie C è un campionato molto difficile, i playoff sono partite a sé, è vero che abbiamo il vantaggio, però tante volte come stasera si perde e si azzera tutto, ci deve dare la forza per affrontare la partita di mercoledì a 2000 e portarla a casa. Questo lo sa il mister, perché la formazione la fa lui, noi dobbiamo dare il massimo, chi gioca, chi non gioca, chi entra e chi non entra, perché queste partite si giocano anche con il cuore, perciò il mister farà le sue scelte e noi dobbiamo essere bravi a dare il massimo. C'è poco da dire, le parole purtroppo adesso non contano, bisogna pensare da domani a questo Cosenza e fargli male. Mercoledì abbiamo la nostra opportunità, perché io non ci sto, i miei compagni nemmeno, nel mister, la società, i tifosi, perciò diamo qualcosa in più per vincere. Anche Steffè e Polidori sono quindi dell'idea che sarà una partita che si giocherà ad armi pari, perché metteranno la giusta grinta per recuperare questa sconfitta di Cosenza di ieri. Voltiamo pagina.
anche se rimaniamo in Lega Pro, perché voglio un po' sentire il tuo parere su questo Catania, che entrerà in scena ufficialmente praticamente la prossima domenica con una delle vincenti di questa prima fase. Secondo te è una squadra pronta? Ha assorbito insomma, la delusione di non avere vinto il campionato? Adesso sono arrivati anche i mental coach, insomma probabilmente Cristiano Lucarelli sta lavorando anche sulla mente di questi ragazzi insieme al suo staff. La squadra credo che sia pronta per affrontare questa fase, perché è una cosa fisiologica, voglio dire. Il passaggio a vuoto credo che non sia stato neanche Trapani, ma Castellammare, quando si pareggiò in casa 0-0 con la Juve Stabia. E credo che Cristiano Lucarelli sia adoperato assieme a tutto lo staff, quindi società e tutto l'entourage, per poter preparare al meglio questo evento. È un allenatore che è stato bistrattato, secondo me, non poco, ma non è stato odiato e amato contemporaneamente, sì. Che è già una cosa molto difficile in una stagione, perché se sei odiato poi insomma rischi di perdere il posto. Invece la società è stata molto determinata, lo ha tenuto, adesso affidiamoci anche alle sue indubbie qualità. No, credo che come tutti cerchi di dare sempre il meglio di se stesso, magari commettendo errori, ma chi fa l'allenatore sa che chi è in panchina sicuramente qualche cosa per strada la sbaglia, perché sennò peccherebbe di presunzione. Assolutamente. Però diamo fiducia a tutti, perché comunque rimane un gruppo di altissimo livello, con una piazza che ha fame di ritornare in Serie B, credo quantomeno. Che in C non ci sono paragoni per quanto riguarda il tifo. E quindi... Qual è la squadra che secondo te può far paura in queste finali al Catania? Lo so che è una domanda da terno all'otto. Allora, prima di iniziare questa fase tutti quanti il Pisa, e invece poi alla fine che già è andato in fatica. In realtà è chi arriva con questo obiettivo, con questa fame, chi arriva anche meglio fisicamente. Il vantaggio del Catania, che poi è sempre riconducibile a un aspetto mentale, ecco perché lo stanno curando, e il vantaggio potrebbe essere quello che ha avuto un periodo di stop per cercare di prepararsi al meglio rispetto a squadre che, se sono partite dalla prima fase, hanno già giocato costantemente hanno consumato anche due volte a settimana, mentali. mercoledì e domenica. Energie mentali non di a poco livello, conto. Però da un lato può essere anche, per chi non si aspetta questo passaggio, per alcune squadre può essere invece quell'input in più, perché quando una squadra che parte con gli sfavori del pronostico riesce sovvertere il questo pronostico, ti dà grande carica. Quindi può diventare indirettamente un'arma in più poi per scontrarsi con grosse veramente squadre. Una roulette. L'unica cosa che il Catania ha tutti gli argomenti, quindi tecnici, tattici, è già un buon punto di partenza, e soprattutto di tifo, che gli possono permettere di ambire a quella Serie B che tutti tanto aspettano. agognata. Bene, voltiamo ancora pagina, perché adesso è il momento di parlare della Serie D. Si sono svolti anche i playoff per quanto riguarda le due squadre siciliane che si sono scontrate, vittoria addirittura fuori casa dell'Igea Virtus a Troina. Ci guardiamo in servizio e poi insomma con Alessandro vedremo anche di sviscerare quelli che sono stati un po' i problemi del Troina nella parte finale della stagione, culminata purtroppo anche con la sconfitta nella gara a spareggio contro la Vibonese. Capolavoro Igea Virtus, che nella semifinale playoff del girone I di Serie D sbanca il Silvio Proto di Troina, staccando il pass per la finale contro l'Ercolanese. I giallorossi di Peppe Raffaele, nonostante rimaneggiati per le assenze di Pita Resi e Kevin Biondi e con un solo risultato a disposizione, sovvertono ogni pronostico e grazie ad un primo tempo perfetto schiantano i padroni di casa di Pagana, rifilando loro 3 pesantissime sberle. Un successo che dà maggiore prestigio alla stagione dei barcellonesi, che approcciano subito bene la gara
pareggiare, dopo 2 minuti passano, quando Kosovan riprende il difettoso controllo di Van Brussel sul lancio di Ferrante, da 2 passi fa 1-0 i J Virtus. Per l'attaccante giallorosso, che non segnava proprio dalla gara di ritorno di campionato contro il Troina, si tratta del quarto centro in stagione. Il vantaggio galvanizza la formazione barcellonese, che appena 120 secondi dopo raddoppia, quando ancora uno scatenato Kosovan raccoglie il cross dalla bandierina di Gatto e di testa batte il portiere per il 2-0 barcellonese. Doppietta personale e quinto sigillo stagionale per il numero 10 giallorosso. Forti del doppio vantaggio, l'11 di Raffaele spinge ancora e al 36esimo chiude il discorso qualificazione con Cacori. Lesto ad agganciare in aria il perfetto assist di Ventre e di giustezza battere Van Brussel, facendo così Troina 0, IG Virtus 3. Per il centroavanti barcellonese l'8º acuto stagionale. La reazione del Troina è sterile e si esaurisce nelle 2 conclusioni di Vasquez prima e Fricano poi, che non creano problemi ad Ingrassia. L'estremo igeano però deve compiere gli straordinari al minuto 64, smanacciando in angolo la conclusione dal limite dell'area di Vasquez. L'IG Virtus gestisce senza patemi il triplo vantaggio, non rinunciando comunque a qualche sortita offensiva, come al minuto 70, quando il sinistro di Santa Maria non centra di poco lo specchio della porta. Poi nel finale il Troina tenta il tutto per tutto, sfiorando il gol per 2 volte, prima con Più, che il cui tiro dal limite sorvola di poco la traversa, e dopo con la botta ravvicinata di Fernandez, prontamente sventata da un super Ingrassia. Gli sforzi dei rossoblù vengono comunque premiati al minuto 94, quando sugli sviluppi del corner di Melillo il difensore barcellonese Ferrante manda nella propria porta il pallone che di fatto fissa il punteggio sul definitivo 1-3. Finisce dunque così, con l'IG Virtus che esulta per la splendida vittoria conquistata su un campo che l'aveva vista sempre sconfitta e che la spedisce in finale, dove affronterà in trasferta l'Ercolanese. Grazie a Paolo Munafò, che ha come al solito raccontato in maniera dettagliata questo incontro tra Troina e Igea Virtus. Sconfitta interna del Troina, che in questa maniera chiude definitivamente la sua stagione in Serie D. Però faccio un passo indietro e parliamo di questo spareggio, no? Contro la Vibonese, che praticamente, a detta di tutti, non doveva neanche disputarlo questo campionato di Serie D. Invece poi la Lega ancora tuttora si ostina a non dare un responso definitivo. Il campionato l'ha disputato, l'ha pure vinto, sappiamo anche in maniera particolare con questo spareggio, con un gol tra l'altro anche annullato al Troina. Insomma, è successo un po' di tutto a Reggio Calabria, ma rimane, penso, una stagione più che positiva per la squadra di Pagano. Stagione esemplare per una società esemplare, che ha avuto una crescita notevolissima, una stagione che rimarrà per sempre nella storia di questa società, di questo... Questo è il gol annullato, che rimane ancora un mistero, perché ha del pazzesco. Il centrale teneva abbondantemente in linea l'arrivo del troinese. Poi tra l'altro lui è riuscito anche a fare un gol pazzesco all'incrocio dei pali. Rimane l'amarezza. Ma sai, credo che la stagione soprattutto con i calci rigore e tutta quella situazione, sia pesante da digerire per tutto l'insieme, quindi sia per la società ma anche per i giocatori, per il tecnico, a cui bisogna dare atto sia a loro, quindi sia ai calciatori che al tecnico, che ha fatto un lavoro eccelso. Forse c'è il rammarico di questi 10 punti poi persi per strada? Ascolta, ma è una neopromossa che giustamente ha dovuto tirare il fiato. Ha fatto veramente tanto, e faceva corsa con piazze grossissime, sia anche la Nocerina, che per lungo è stata in corsa, e anche la stessa Vibonese, che era attrezzata per altro campionato. Infatti. E ha fatto la rincorsa serrata, la Vibonese, perché ha recuperato più di 10 punti. Cioè, la Vibonese inizialmente era partita oltretutto anche male, quindi ha dovuto recuperare molto di più. Però non puoi dar colpa di nulla se in uno spareggio ti viene annullato un gol regolarissimo, che avrebbe sancito, secondo me, la vittoria finale. Dall'altra parte, con molta schiettezza, bisogna elogiare
Ligea Virtus, Cosa potrebbe succedere? la squadra di Peppe Raffaele che Cosa fa potrebbe un buon succedere gioco. a questo punto? Che l'Egea Virtus può rappresentare un po' un punto di riferimento per i possibili ripescaggi? Barcellona è pronta eventualmente per un progetto di Lega Pro, secondo te? Ma Ligea Virtus ha conosciuto la Serie C, non so perché non conosco le dinamiche della società, credo che non abbiano un budget così Altissimo. esoso, però dall'altra parte c'è il campo che dice che questa squadra esprime un buon calcio e che ha fatto dei risultati importanti, anche qua è giusto riconoscere i meriti. Senti, ma a Troina quindi a questo punto si è chiuso il cerchio, si è chiusa una favola? Cosa secondo te, tu da spettatore esterno, Non so, cosa potrebbe succedere a questo punto a Troina? Perché insomma le voci dicono di un Pagana molto richiesto anche in Lega Pro, anche se credo che lui non abbia ancora neanche il patentino di seconda categoria, ma questa secondo me potrebbe essere soltanto una formalità. Però le richieste... No, deve farlo, sì, lo so, però voglio dire, non credo proprio che non abbia i titoli per poter accedere ai corsi nazionali di seconda categoria, ma a prescindere da questo rimane un allenatore che indubbiamente è in ascesa. Ma credo intanto che ci sia un connubio in questo momento, che è quello del presidente con Pagana, che sceglieranno qual è la soluzione migliore, se continuare questo percorso a Troina come hanno fatto dalla promozione a ora, oppure magari guardarsi attorno e capire con qualche altra piazza. Credo che questo connubio però continui, nel senso non credo, so dove, anche io leggo questa cosa. Se rimarrà anche io la leggo così. Questo solo da semplice spettatore e dal rapporto che hanno fra di loro. Non so realmente cosa si siano detti o come vogliono programmare la stagione. Di certo è un presidente serio che ha costruito una società seria con degli obiettivi ben stabiliti a inizio anno. Però una piazza che non risponde anche dal punto di vista numerico può creare un problema. O no? Quello è il paese, cioè non ti puoi aspettare, credo che la città di Troina si sia impegnata nel stare vicino a una favola, perché realmente è una favola sportiva bellissima, però il bacino è quello. Quindi insomma, l'indotto è non hai dove diciamo il presidente andare. E tutto lo staff lo sapeva che Troina era quella. Ma credo che neanche loro inizialmente avessero prospettato un campionato così pazzesco, di alto livello, quindi assolutamente, certo. Vabbè, vedremo cosa succederà. Adesso parliamo di un argomento che è stato tra l'altro anche di discussione in un'intervista che Lorenzo Gugliara ha realizzato a Santino Lopresti. Parliamo di un campionato di eccellenza, forse con troppe squadre che chiaramente alzano un po' i costi, e sappiamo benissimo che qualche campionato, più di un campionato, poi alla fine ha un percorso abbastanza non chiaro, no? A spezzoni. Sto sbagliando a dire questo? Oppure facciamo una cosa, Alessandro, sentiamoci l'intervista del presidente e così poi dopo possiamo avere modo anche di commentarla. L'intervista a Santino Lopresti da parte di Lorenzo Gugliara. Ma ad oggi non c'è questa necessità, come dire, io posso capire che qualche problema potrebbe esserci in promozione, ma proprio in eccellenza questa necessità non c'è. Tenete conto che noi, avendo 2 gironi, abbiamo 2 squadre che vanno alla Serie D. Ne abbiamo potenzialmente altre 2, come è successo l'anno scorso, che sono andate, perché l'anno scorso ne abbiamo avuto 7 ripescaggi, perché 5 sono state le squadre che sono andate dall'eccellenza in Serie D e 2 che non sono iscritte, quindi non c'è, come dire, in eccellenza questa crisi. E comunque noi abbiamo fatto una commissione, sta lavorando per il campionato 2019-2020, capiremo cosa dobbiamo fare. Penso però che quello di eccellenza, i 2 gironi di eccellenza sono proprio intoccabili, ma intoccabili per, come diceva lei, perché altrimenti la Sicilia sarebbe l'Umbria, sarebbe le Marche, sarebbe il Molise, cioè sarebbe un territorio così piccolo, e non penso che la Sicilia meriti questo, e non penso che la Sicilia non vi siano le condizioni invece per avere 2 gironi di eccellenza. Quindi i ripescaggi di quest'anno non hanno influito su un campionato, soprattutto nel girone B, che ha avuto qualche defiance? Ma io non penso, perché vedete, quando a me dicono il livello, bene, lo dicevano anche l'anno scorso, noi l'anno scorso abbiamo avuto le 2 promosse,
le altre 2 promosse, per il secondo anno la finalista di Coppa Italia. Cioè, come si può dire, quando tu hai 5 che salgono di diritto e una ripescata, dire che è un livello basso? Io non lo vedo questo livello. Poi abbiamo avuto, che so, il torneo delle regioni, noi abbiamo portato 4 squadre in finale, abbiamo portato il calcio a 5 maschile e il calcio a 5 femminile, abbiamo portato gli allievi e i giovanissimi, cioè noi siamo a livello nazionale, siamo, come dire, tra una regione che sviluppa un calcio invece importante. Dattilo e Sant'Agata? Tanti auguri, spero che, come dire, possano andare a organizzarsi anche, come lo dicevo prima, avere un'organizzazione per poter reggere l'urto, restare, e perché no, il Troina abbiamo visto cosa ha fatto, il Troina era il Dattilo Sant'Agata dell'anno scorso, ecco, voglio dire, quindi queste cose faccio tanti auguri a loro, speriamo che possano andare avanti. Penalty Awards 2018, quinta edizione. Vi aspettiamo giorno 1 giugno a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Ancora una volta il calcio dilettantistico va in passerella. Beh, ho avuto modo di sentire un po' le tue parole durante l'intervista del Presidente, ce n'è per tutti, nel senso buono della parola, però condividi alcune cose, altre insomma... Il fatto del livello, francamente, è vero che ci sono delle buone squadre che riescono, anche se nei dilettanti, a dare una forma di professionalità, una struttura, ce n'è tante altre che improvvisano e non poco, francamente. E quest'anno, siccome lo posso dire con molta tranquillità, sono state pochissime le squadre che per tutto l'anno hanno avuto un percorso stabile e regolare, ma non ti dico nella gestione solo tecnica, io parlo da un punto di vista veramente dirigenziale. Città di Messina, per esempio. Ma quello è un esempio, perché ha una struttura ben definita, c'è un presidente, c'è un unico direttore. Un unico direttore. Che è Angelo D'Alessandro, che a parte essere un carissimo amico, è una persona Competente. competente che non ha sfarzi. E a Marsala come vedi questo progetto di un ritorno ancora una volta a fare calcio in una piazza importante come quello di Marsala? Quando parlavamo prima di Troina, là hai un indotto diverso, un ambiente abituato a fare calcio. La Serie C l'hanno fatta per non tanto solo, tempo. ma anche in D, per tanti anni con passione, con calore. Mi preme dire che realmente quando il Presidente dice che il livello è così alto nel girone B, quest'anno ci sono state tante squadre estremamente improvvisate da un punto di vista dirigenziale, tecnico, un calendario, eccetera, eccetera. Un calendario zoppicante. Sono state poche le società che si sono riuscite a gestire per bene, quindi se tu vedi il girone B, che è quello che magari ci riguarda più da vicino, certo. Le prime 5-6, quindi fino al Paternò, il Paternò è la seconda parte, quindi che ha pianificato un po' meglio, sì. Ha trovato una sua quadratura con una persona che è stata preposta a fare il direttore, con l'allenatore, da là in poi, quindi da Paternò Però poi a salire, sostanzialmente è stato un girone zoppicante. molto zoppicante, con squadre che andavano, tornavano. Sì, e questo purtroppo va condannato. Alcuni, Ma questo dicono, nasce agli albori. certo, quest'estate i famosi 11 ripescaggi in eccellenza hanno un po' spiazzato tutti. Ma sai, su questo concordo con lui, non è un discorso di ripescaggi, perché chi ripesca, se ha i titoli in quel momento, tu non puoi sapere se ha anche il budget, chiamiamolo così, o le condizioni per poter si può chiedere completare la stagione. Una fideuzione anche nel campione d'eccellenza sarebbe una follia acuta. Però forse ridurlo o comunque dare un po' più di... Però io do una risposta a questo tuo dubbio. Il fatto di ridurre implica anche un discorso che se un'eccellenza siciliana diventasse a girone unico, i costi di trasferimento, di trasferte, di budget aumenterebbero considerevolmente. Io non ti dico per forza di fare un unico girone, ma... Di diminuire le squadre allora? Di trovare comunque un criterio che ti dia la certezza che il girone abbia una
Un inizio e una è fine. difficilissimo Un come inizio e una soluzione, ma fine. se per qualche anno si dovesse scegliere di fare un girone unico, non influirà sicuramente il discorso delle trasferte, ma in quel caso, vuoi o non vuoi, la qualità Certo. emerge per una questione Viene di fuori, selezione viene naturale, fuori. perché ogni società ha un'ampia scelta sia Chiaro. del tecnico sia del parco giocatori più ampia. Certo, condivido. Ci dobbiamo fermare, abbiamo lo spazio pubblicitario, ci rivedremo tra poco, parleremo ancora di eccellenza, parleremo anche di qualche società che ritorna in eccellenza dopo parecchi anni, parleremo anche di una favola, di un oratorio palermitano, lo abbiamo raccontato ieri a Penalty e mi è sembrato giusto riproporlo anche oggi qui a Penalty Play. Ci vediamo tra poco. Audio Jungle. L'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Tutto il calcio dilettantistico va in passerella con la quinta edizione dei Penalty Awards. Vi ricordiamo che l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno, a partire dalle ore 19. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336 9207 27. Giugno 2018, quinta edizione dei Penalty Awards. Il calcio dilettantistico va in passerella. Vi aspettiamo tutti presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Ancora una volta, in prima fila, il calcio dilettantistico siciliano. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, tutti i pomeriggi tra le 14.30 e le 15.30 per raccontare soprattutto l'approfondimento sportivo siciliano. Il lunedì lo dedichiamo ampiamente alla Lega Pro, nonché anche ai campionati dilettantistici che, come tutti ben sanno, ormai si sono conclusi, così come si sono conclusi anche i campionati giovanili con la vittoria di Palermo alla grande. Tra l'altro domani, il martedì, avremo un approfondimento proprio legato, come al solito, ai settori giovanili e al calcio giovanile siciliano in genere. Il mercoledì lo dedichiamo di nuovo alla Lega Pro e poi soprattutto il giovedì ci prendiamo una pausa leggera perché spaziamo come al solito nel mondo della musica, del cinema, del teatro, della letteratura e poi il venerdì di nuovo parlando naturalmente del calcio siciliano. Il tutto chiaramente condensato anche con un nuovo progetto che si chiama Penalty Awards che si svolgeranno a San Gregorio di Catania giorno 1 giugno. Siete tutti invitati alle 18, ingresso libero presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'intera manifestazione comunque, se
non doveste essere presenti giorno 1, andrà in onda su Gold 78 domenica 10 giugno a partire dalle ore 19. Abbiamo parlato di eccellenza, ti voglio comunicare le squadre che passano in eccellenza la prossima stagione, sono 7 per essere esatti, perché poi l'8ª quasi sempre è una ripescata. Le 4 squadre sono quelle che hanno vinto il loro girone nel campionato di promozione, ovvero il Marina di Ragusa, il Partinica Audace, il Gerace e la Ionica, e poi le 2 che hanno vinto i playoff, ovvero Santa Croce e il Castellammare, e poi il Real Rometta che, pur perdendo la finale di Coppa Sicilia contro il Marina di Ragusa, acquista il diritto di partecipare alla prossima stagione al campionato di eccellenza. Questo sarà bene o male il quadro. Ci sono alcune squadre che addirittura per te sono quasi illustre sconosciute. Ovviamente le segui sicuramente meno, anche per una questione anche logistica. Mi dicono che il Marina di Ragusa sia una squadra ben ne organizzata, parlano tutti bene, ne hai detto bene. come una società che è in grande crescita, però si parla anche di un possibile passaggio a vittoria. Queste sono le voci ultime che arrivano da quel di Marina di Ragusa. Questi passaggi sono un po' strani o ti fanno sorridere, o sei speranzoso che poi alla fine possano risolvere i problemi? L'allenatore sia forse di Vittoria. No, mi pare che di Modica. Credo, Modica, non lo so. Vittoria. È ragusano comunque. Quella zona. No, ci sta perché Vittoria è senza calcio che conta, e andare invece a Ragusa ci potrebbe essere l'eventualità, perché da quello che mi risulta l'altro Ragusa, il Ragusa storico, chiederà il ripescaggio dopo la retrocessione dell'anno scorso, chiederà il ripescaggio. Si potrebbero ritrovare con 2 compagini in questa categoria. Dovrebbe esserci l'arrivo di D'Amico come nuovo presidente, con Santopalma direttore sportivo. Non è ancora ufficiale, ma queste sono le voci. È già esploso un po' il calciomercato. Infatti a te non ti chiedo neanche quante proposte ti arrivano, posso immaginare la tua competenza è considerevole, quindi l'interesse che gira intorno al tuo nome c'è, però tu sei un tipo molto tranquillo. Vuoi, non dico la famosa parola progetti scritta, però al massimo tu guardi molto bene delle buone idee al massimo, infatti. Il progetto è una cosa in più. No, in verità qualche cosa mi è giunta, però è presto e comunque presto relativo, siamo già a giugno quasi. Da un po' ho raggiunto quella maturazione che mi permette di scegliere con molta tranquillità. Penso che l'anno scorso ce ne fossero allenatori che fanno così. Prima ho commesso tanti errori, quindi, quando si è giovani è normale, quindi è giusto anche dirlo. Però l'anno scorso con molta tranquillità ho declinato tanti inviti perché non li reputavo. Poi tra l'altro tu hai un percorso di scouting considerevole anche con molte società nazionali, quindi questa cosa credo che ti possa anche di più aumentare il bagaglio tuo personale, no? Ma quello è un discorso di formazione mio, di collaborazione che ormai è più che decennale con alcune società dove non faccio solo scouting, ma spesso faccio qualche cosa che riguarda proprio la preparazione tattica di alcune partite. Ma dico, questo ha poco a che fare con i dilettanti, perché comunque vivo qua, lavoro qua serenamente, quindi vivi questa realtà, certamente. Quello sicuramente ha arricchito il tuo bagaglio. Il mio bagaglio. Quando è possibile lo uso per quello che necessita. È vero. È ritornata finalmente in eccellenza una bellissima piazza, quella di Partinico, insomma, che ha giocato anche per molti anni nel campionato di Serie D, e sappiamo tutti quanto Partinico è un polmone per la grande città di Palermo. È ritornata però con i soliti problemi legati ad un campo che chiaramente non è certamente al top, però in questo momento c'è tanto entusiasmo. Guardiamo la clip. Mi auguro vivamente che l'anno 21 potremmo essere sempre di più e soprattutto riportare veramente il sano calcio in questo territorio che comunque lo merita veramente.
io faccio un appello veramente al comune affinché lui ci dia una mano, perché il Partinico è del territorio ed è giusto giocare qui, però in queste condizioni è un po' impossibile. L'episodio più bello è l'affetto che comunque queste persone hanno nei miei confronti. Alcune parole di una persona che purtroppo non c'è più, di un mio caro amico che si chiama Pino, infatti lo voglio oggi ricordare col cuore. Niente, troppe cose belle, quindi ringrazio veramente per questa grande emozione che voi mi avete dato. Sensazione stupenda portare i colori della squadra da dove sono nato e cresciuto in eccellenza. Da 20 anni non la facevamo e finalmente ci siamo riusciti con un grande gruppo e siamo veramente felici di questo traguardo ottenuto. Grazie a tutti, fortunatamente siamo andati in eccellenza dopo tanti anni. In questo momento godiamoci la festa, è giusto che tocca a noi. Partinico e i dintorni merita tanto, qua c'è tanta fame di calcio. Abbiamo fatto un ottimo campionato, grazie alla società, a tutto lo staff, a tutti i miei compagni abbiamo raggiunto questo obiettivo e speriamo bene anche per il prossimo anno, dai. Se va sistemato possiamo dare anche qualcosa in più, perché giocando con i nostri tifosi è anche uno stimolo in più anche per noi. Siamo contenti dunque che Partinico ritrova l'eccellenza e da qui probabilmente, chissà, partiranno nuovi progetti. Il volto femminile della presidentessa sicuramente ci piace, no Alessandro? No? Quando le donne entrano così in ruoli importanti nel calcio è sempre un piacere. Sia bello perché ha coinvolto un paese e comunque è sempre emozionante vedere che anche in campi disastrati come quello, perché è veramente preoccupante un campo del genere e si crei quel poco di entusiasmo che coinvolge una comunità. Questo è il bello dei dilettanti che non bisogna mai perdere. E quindi anche però ogni tanto fa passare la voglia, no? Vedere quei campi. No, nel senso l'entusiasmo a confluire tutti verso un obiettivo, sperando che poi le amministrazioni non di certo su una struttura dove a bordo campo ci sono dei prati fioriti che sono meravigliosi ma non appartengono al calcio. Assolutamente. Appartiene al calcio invece la favola della Virtus Milazzo, che insomma dalle ceneri di un Milazzo scomparso qualche stagione fa, Milazzo che come tutti ben sanno ha disputato campionati di grandi categorie, insomma sta ricominciando a far rivivere il calcio a Milazzo stesso. 2 squadre addirittura nel campionato di prima categoria, la prima la Virtus Milazzo che vince il girone e la seconda poi l'Academy Milazzo che invece è arrivata seconda, ha vinto i playoff e quindi anche lei accede al campionato di promozione per la prossima stagione. Però prima vi vogliamo fare vedere la festa della Virtus Milazzo, insomma un'occasione per ritrovarsi, festeggiare il ritorno in un calcio che è leggermente più impegnativo rispetto a quello che hanno disputato, quello della prima categoria.
Si è svolta nei giorni scorsi la cena finale della SD Virtus Milazzo, evento che ha concluso una stagione calcistica intensa e ricca di soddisfazioni per i colori rossoblù. La compagine mamertina, che ha vinto il girone D del campionato di prima categoria, si è infatti ritrovata presso un noto locale della città del Capo per i saluti finali dopo 9 mesi di sacrifici. Una festa nella quale il presidente Franco Alacqua ha voluto ringraziare ed omaggiare con attestati di merito e targhe ricordo staff tecnico, calciatori e dirigenza tutta per l'importante traguardo raggiunto. Traguardo, quello della promozione, che per la Virtus è diventato realtà il 21 di aprile, proprio negli ultimi 90 minuti della stagione. Un successo questo frutto del grande lavoro societario ma soprattutto tecnico, con Nico Caragliano dimostratosi condottiero valido e capace di condurre i suoi ragazzi al salto di categoria. Una vittoria arrivata al termine di una vincente lotta con Academy Milazzo e Aquila Bafì e raggiunta grazie ai 61 punti conquistati, frutto di ben 19 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Miglior attacco del girone a pari merito della Nuova Azzurra con 54 gol fatti e terza difesa con 17 reti subite. Delle 54 marcature messe a referto, 18 hanno portato la firma di Antonio Torre, che alla fine è risultato essere anche il capocannoniere del campionato. Una squadra dunque costruita ad hoc dal DS Cristian Salmeri e Stefano Assormante, che oltre al bomber Torre ha potuto contare in attacco anche sul lavoro sporco di Marco Castellino, la freschezza di Fortunato Trimboli e l'estro del funambolico Antonio Impalà. Indiscutibile tutto il pacchetto arretrato che ha fatto leva sull'affidabilità in porta di Simone Taranto, aiutato egregiamente dai compagni di reparto Francesco Corso al suo 10° campionato vinto in carriera, Andrea Salmeri, Giuseppe Calderone, Angelo Siracuse e Nicolò Arizzi, a loro volta ben sostituiti durante il corso della stagione dai vari Simone Sterantino, Natale Doddo, Simone Curò, Salvatore Salmeri e Antonio Andaloro. Di grande qualità il centrocampo affidato alla regia di Mirko Di Salvo, la duttilità di Davide Benenati, quest'ultimo premiato inoltre dalla società rossoblù come miglior giocatore della Virtus, passando poi per la tecnica sopraffina di Gabriele Tritone, Michele Costa e finendo con l'esperienza dei veterani come il capitano Roberto De Gaetano, Angelo Salmeri, Stefano Maio e via via tutti gli altri. Una serata dunque all'insegna dell'allegria e della spensieratezza che si è chiusa con il classico taglio della torta, con il quale la SD Virtus Milazzo ha di fatto sancito la conclusione di una stagione decisamente da sogno. Beh, Milazzo che ritorna in auge, quindi siamo contenti perché la piazza, insomma, non ha bisogno di presentazione, Alessandro. Più grosse sono e meglio è per dare lustro ai dilettanti. Ancora deve fare qualche salto. Mi auguro onestamente che ci sia stabilità. No, che si uniscano così da fare una società più forte. Certo. Magari puntare subito a una risalita, perché è comunque sempre piacevole trovare squadre e città che hanno una tradizione. Che hanno tradizione. È vero. L'altra squadra di Milazzo è l'Academy Milazzo, che pareggiando contro il Sant'Anna nella finale playoff acquista il diritto anche lei di andare a disputare la prossima stagione il campionato di promozione. L'Academy Milazzo conquista il campionato di promozione. La formazione rossoblù fa 1-1 contro l'Aquila Bafia nella finale playoff di prima categoria girone D e vola nel torneo superiore. Dopo 120 minuti intensi e combattuti, il pareggio premia alla fine i milazzesi di Giuseppe Nastasi grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. E per la compagine del presidente Stefano Gitto si tratta inoltre della seconda promozione consecutiva. Festeggia dunque la squadra mamertina, ma l'Aquila non ha demeritato, dimostrando di essere stata una degna protagonista di questo avvincente campionato. Gara che si accende subito con 2 occasioni per l'Academy, che ci prova prima con un destro di Stagno prontamente respinto in tuffo da Drago e poi con il colpo di testa di Lamacchia che si stampa sulla traversa. Ma sul ribaltamento di fronte a passare l'Aquila Bafia, quando al minuto 12 Castagnolo raccoglie il cross di Rao e di testa scavalca Soldino portando in vantaggio i suoi. Esultano dunque i tifosi biancorossi, che possono festeggiare l'1-0 firmato dall'attaccante Roberto Castagnolo, bravo a siglare così
così il suo 15° centro stagionale. Gli ospiti di La Rocca tentano di chiudere i conti con Genovese, la cui conclusione dalla lunga distanza chiama Soldino alla respinta. Poi però l'Academy torna a spingere con 2 tentativi di Piccolo al 33esimo, bloccato in 2 tempi da Drago, e 5 minuti dopo con il cross dalla sinistra di Spoto messo in angolo da Matai. I rossoblu continuano ad attaccare, ma prima il tiro di Celai viene deviato in angolo dal portiere e poi dal successivo corner la botta di Piccolo sorvola di poco la traversa. La ripresa si apre subito con l'occasione per l'Aquila Bafia ad opera di Castagnolo, che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che al minuto 61 invece centra l'Academy, quando Celai riprende in aria il servizio di Rizzo e col destro scavalca Drago, facendo così Milazzo Academy 1, Aquila Bafia 1. Esplode la gioia dei numerosi tifosi mamertini. Rete pesantissima dunque quella messa a segno dal centrocampista rossoblu, che regala di fatto il pareggio ai suoi e gli vale come 7° sigillo stagionale. Il gol mette le ali all'Academy, che al 72esimo potrebbe portarsi avanti con Stagno, ma il suo tiro si perde clamorosamente a fil di palo. L'Aquila comunque non si perde d'animo e nel finale tenta il tutto per tutto, sfiorando il gol per 3 volte. Prima con Cipriano, il cui tiro viene deviato in angolo da Soldino, poi con Genovese che dal successivo corner manda di poco alto sulla traversa, e infine con una doppia conclusione di Castagnolo e Bisignani al minuto 87 che non producono l'effetto sperato. Si va così ai tempi supplementari. Nel primo l'unica occasione di Marche Academy con il tentativo di Stagno salvato sulla linea di porta da Matai, mentre nel secondo tempo supplementare è l'Aquila Bafia a sciupare il gol vittoria e promozione con Cucinotta, che al minuto 119 spara incredibilmente alto sulla traversa il cross dalla destra di Castagnolo. Poi dopo 2 minuti di recupero concessi dal signor Livigni di Palermo può scoppiare la festa dell'Academy Milazzo, che vola in promozione raggiungendo i cugini della Virtus. Complimenti dunque Virtus Milazzo e Academy Milazzo che raggiungono il campionato di promozione. Vi ho parlato di questa favola del Marineo, ovvero dell'oratorio San Ciro e San Giorgio. Allora guardiamoci subito la clip e poi passiamo ai saluti. Punizione battuta corta dal Sant'Anna, allora Marino che può ripartire con Tessitore che pesca bene, Ribaudo che può scatenare tutti i suoi cavalli, Ribaudo va via l'avversario, calcia, respinge Vasta, poi Licastri! Massimo Licastri di testa a porta vuota al 15° minuto, porta in vantaggio il Marineo, 1-0 in favore dell'oratorio, Massimo Licastri. Sant'Anna che non riesce a spazzare, può ricevere Ribaudo alla sinistra in posizione regolare, salta l'avversario, Ribaudo calcia di incrociare, un tiro precisissimo che mette un'ipoteca sulla gara al 23° della ripresa. Dario Ribaudo fa 2-0, gol con dedica al padre, ci sta facendo emozionare Dario Ribaudo non solo per le gesta in campo. Il Marineo per la prima volta nella sua storia approda al campionato di promozione, batte il Sant'Anna per 2-0 nella finale playoff grazie alle reti di Massimo Licastri e Dario Ribaudo. Impazza la festa al comunale di Bolognetta dopo averci provato per tanto tempo. Finalmente questa società sul campo riesce a raggiungere questo ambizioso premio e adesso godetevela tutta ragazzi, perché ve la siete meritata. Onestamente abbiamo avuto sempre il pallino in mano noi, non c'è stato mai di essere sotto pensieri. Diciamo che devo dire solo grazie ai miei ragazzi, perché la tensione è tantissima, però sono felicissimo. Grazie ai miei ragazzi, alla piazza di Marineo, tutti la dirigenza. Diciamo che possiamo dire siamo nella storia di Marineo, come prima volta essere in promozione. Faccio i complimenti anche alla Bessari, che devo dire è una bella squadra, molto preparata, ma questa oggi la meritavamo veramente con il cuore, perché arrivare secondi a 9 punti dalla terza e a 15 dalla quarta era una cosa molto brutta.
saluto dunque a tutta Marineo che riabbraccia un campionato un po' più impegnativo, quello della promozione, con questa storia di questo oratorio. È la prima volta. È la prima volta. Grande entusiasmo. Con questo oratorio che insomma ha riportato la voglia di giocare a pallone. C'è una storia che mi ha raccontato l'allenatore perché era finito il calcio a Marineo, un prete dell'oratorio aveva deciso di riorganizzare la squadra e pian pianino questa squadra è arrivata adesso a ridosso. Le belle favole. È una bella favola e questo è il calcio dilettantistico che ci piace. Questo non si deve perdere. Non si deve perdere. Se si perde quello è finito veramente il calcio. Sulle case abusive. Quello è bellissimo. Va bene, allora passiamo ai saluti. Devo dire che è stato un bel pomeriggio, Alessandro, perché con te ho avuto la possibilità di parlare di tutto, dal calcio che conta a quello del puro dilettantismo. È un piacere per me fare una chiacchierata sempre con te. Ti ringrazio per l'invito. Ci mancherebbe. Allora ti aspettiamo magari una prossima volta, finalmente magari con una squadra, anche se io credo che a te insomma sta cosa non diventa malattia. No, non lo è per niente, quindi se non sarò più che convinto posso tranquillamente guardare gli altri e apprendere dagli altri. Assolutamente, allora ti auguro ogni bene e buon proseguo di stagione, perché la tua stagione non si ferma mai praticamente. In realtà no. Perfetto, grazie ad Alessandro Settineri. Io mi congedo da voi, vi do appuntamento a domani alle 14:30. Tra l'altro domani, come ho anticipato, parleremo delle finali regionali sia del campionato allievi che del campionato giovanissimi, che si sono conclusi con la vittoria molto palermitana e avremo anche degli ospiti a tal proposito. E per quanto riguarda il tutto, ringrazio la regia coordinata da Giuseppe Giuffrida e come al solito la presenza attiva e importantissima di Andrea Salerno e Luigi, no, mi dimentico sempre il nome del mio fonico, come devo fare? Roberto Di Marco. Roberto Di Marco. Grazie. Chiedo scusa Roberto, ma proprio non riesco materialmente a ricordarmi il suo nome, ma lui è fondamentale per la stesura di questa trasmissione. Grazie ancora, appuntamento a domani alle 14:30. La vita è un soffio, corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.